Ci siamo, buongiorno. Buongiorno. Viva Radio 2 buongiorno. Live. Bentornati a noi, ce lo diciamo da soli perché eravamo in trasferta nella città di Marco Baldini. A Firenze. C'è tutto. Ci abbiamo avuto Luca Toni, ospite, contento tu che eri a casa finalmente. Che ha segnato poi la in mezzo dopo. alle finocchione. No, finocchiona diciamo per la cronaca è quel tipo di salume pieno di grasso buono. Con i semi di finocchio. Con i semi di finocchio che mi hanno tenuto compagnia per tutto il weekend. Non mi hanno mollato neanche un secondo. Oggi avremo degli ospiti incredibili qui in trasmissione. Uno sta per arrivare, un ospite cantante, che dire cantante è molto riduttivo però, perché il cantante artista tutto tondo. Ma dire artista è molto riduttivo, dire poeta forse, che ne so. Sì, poeta, filosofo. Beh, diciamolo, Renato Zero. Allora io mi sono preparato veramente su Renato Zero, c'ho 650 proprio i suoi classici. Voglio chiedergli la favola mia, voglio che lui mi dice no, io voglio fare canzoni nuove, no, io voglio pure la favola mia, poi mi deve fare i migliori anni della nostra vita, poi mi deve fare mi vendo, mi deve fare, poi mi deve fare il cielo, mi deve fare, quella io l'ho incisa. Lui mi ricordo che io vendetti tante copie del cielo, la ricordo, quando lui scriveva perché lui la scrisse, io la cantavo, io guadagnavo, lui no. No, guadagnava perché lui ovviamente c'ha la SIAE. Bene, ci sono anche notizie, avete visto questo casino politico, casini, cioè nel senso nei casini, cominciano ad arrivare le prime dichiarazioni. Allora attenzione, vai giù, ecco qua. Casini dice basta illusionisti, l'ha detto basta illusionisti, vi spiego il mio programma in 3 parole: Sim, Sala, Bim. Gino e Michele, prendici veramente, prendi le nostre battute e mettela. Però prima di cominciare, vedete, ogni tanto da Barbara Palombelli c'ha degli ospiti importanti, no? Come i nostri, cioè una volta c'era Tremonti, ogni tanto c'ha. Bene, e oggi c'è uno scrittore proprio di quelli che in questo momento è il secondo in classifica, cioè al primo c'è Baricco. Come si fa a diventare? Ma se aspetta, fammi finire, sennò primo Baricco. Tu hai letto mai un libro di Baricco? Sì. Quale? Ho letto, te lo dico subito, dunque Baricco, non mi viene. Sei un paraculo, caro. Tu non hai letto niente di ho letto, però non ma mi non viene siamo qui per parlare di Baricco, stiamo per parlare di chi è invece al numero 2. Al numero 2 che grazie alla partecipazione di Viva Radio 2 prossima settimana supererà Baricco. Quindi ora vediamo se poi Baricco vede che Pietrangelo Buttafuoco, che è qua con noi, supererà Baricco in classifica, sicuramente poi arriva pure Baricco. Allora Pietrangelo, buongiorno. Anche noi abbiamo il nostro angolo della cultura, anche se non, perché è giusto fare. Guarda, io faccio vedere il libro agli amici che sono qui in studio. Fallo si intitola, Le uova del drago, mentre per gli amici a casa lo faccio sentire, ma lo apro anche per gli amici a casa e vi faccio sentire. Sentite? Sì. Lo sto sfogliando, attenzione. Non è Fiore che ha mangiato pesante. No, però è bello. Allora il libro ce lo racconti tu, si intitola Le uova del drago ed è un romanzo ambientato nella Sicilia del 43 ed è più che altro un modo di raccontare l'opera dei Pupi utilizzando il 1943 in Sicilia, quando capitò di tutto, quando diventò il luogo d'appuntamento di tutti gli stranieri. Si dà un appuntamento in Sicilia, dove andiamo? Per saccheggiare, per rovinare le situazioni e poi fortunatamente anche per dare delle avventure. E ci hanno lasciato in eredità tutti questi siciliani con gli occhi azzurri, che negli anni... Devo dire che i siciliani con gli occhi azzurri c'erano prima degli americani. C'era ancora prima. Perché certo che è Normandia. Anche perché gli americani non credo che potessero portare occhi azzurri. No, ma invece insomma cioccolata. Ecco, vero. Quindi noi consigliamo questo libro. Io ho pensato, appena letto 3 righe già mi sono appassionato. Non è per fare pubblicità, perché quando un romanzo comincia tipo così, senti, senti come vai. Senti. Capitò di tutto in Sicilia. Già questo già a me, ma io già non vedo l'ora di leggerlo. Poi, perché regalare a Natale i panettoni e cose? Ma bisogna regalare le uova. Quindi le uova. Tanto Pasqua quando che arriva. Senti come parla, Senti, ma Camilleri sa di questo libro? Certo, siamo alla stessa casa editrice. Quindi lui l'avrà già avuto e se lo sta leggendo e mentre legge fuma. E mentre fuma
leggi. Oltretutto il drago fuma, quindi. Certo, è vero, il drago è l'animale preferito da Camilleri. Quindi vi sottoponiamo all'attenzione di Pietrangelo Buttafuoco, le uova del drago. Grazie Pietrangelo, vedi, cultura, sigla! Sono 90 gradi Fahrenheit oggi. Lelio Luttazzi presenta i Abbiamo parlato di tutti i libri tranne di quello di Marco Baldini, quindi se c'è primo Baricco, secondo Buttafuoco, le classifiche sono in ordine alfabetico, Baldini, te non ci stai. Esce oggi non il libro. Esce oggi. Sì. Allora a me mi interessa solo una cosa, io ieri ho visto le classifiche dei libri, pensa che c'è la Clerici che è alta in classifica. Allora devi, alta la Clerici? No, in classifica. Sì. Devi almeno superare la Clerici. Almeno sarà il mio obiettivo. Il tuo obiettivo. Dai. Quindi da domani tutte in librerie ci saranno le file. Mi immagino, c'è chi balla a un tavolo, chi, ma non ci posso dire. Attenzione, la saletta la notizia prima pagina, che chi dorme poco ingrassa. Ah sì? Porca miseria, sta cosa. Io dormo ma anch'io zero. E per questo siamo ciccioni. Attenzione, è arrivata una notizia su questo. Dopo la notizia, appunto, che chi dorme poco ingrassa, Fassino dichiara: non sono in letargo. Bella questa qua, non ci posso credere. Attenzione, l'inquilino che abita al piano di sotto di Renato Zero chiede di aprire riscaldamento condominiale. Sono anni che sto sotto zero, dice. Io non so come possiamo essere così divertenti. Senti, dai, facciamo, perché Renato Zero in questo momento è in macchina. Che sta sentendo? Sta sentendo la radio, quindi Renato, preparati che qui c'è un sacco di gente che ti aspetta. Abbiamo qualsiasi canzone, anche se devo dire che una delle tue canzoni più famose l'hai scopiazzata, te lo dobbiamo dire, perché noi siamo andati nelle techerai, anzi facciamo sentire subito, nelle techerai. Sì. Perché sai, la nostra rubrica Io techerò, tu techerai, esatto. Techerai. Abbiamo trovato una canzone di Renato Zero famosissima, purtroppo per lui era stata cantata da Frank Sinatra nel 1949 e la canzone si chiamava The Triangle. Certo. Si chiamava The Triangle, ovvero noi vi facciamo sentire, il disco è invecchiato, si sente male, salta anche, ma ditemi voi se non è il triangolo che poi in futuro avrebbe fatto. Certo. Renato, faccelo sentire. Sentite. Si sente male, Si sente male però. Sciupato. The address I know, I will find you without any problem, dear Marilyn Monroe. Tonight we'll have some fun. I will dress like a queen. You will be my king for a moment. Just give me some space, and I will show you all of me. That side of me. È lui. Who is him? Lui chi è? Dice who is him? I don't like the stranger late eyes. It's close to my back. Tell me, who is him? Who is him? Who is him? Aha, hey, who is him? Who is him? Oh, who is him? Who is him? Grande Frank. Sentiremo se poi Renato in macchina l'ha sentita.
Bene, vogliamo cominciare la nostra il caso umano, dai. Il caso umano. Sì, caso quest'uomo che non ricorda chi è, ha perso la memoria, come nessuno riesce a aiutarlo. Non riesce proprio a venirne fuori. Se qualcuno lo sentisse per radio e ci vuol dare una mano, sì, almeno a dire guardate che è quello lì. Mo sentiamo, cerca di. Vabbè, proviamo a chiamarlo come ogni giorno per vedere se ha fatto progressi, ma la vedo dura, proprio non riusciamo a venirne a capo. Sentiamo se c'è lo smemorato di Cologno, perché è stato trovato a Cologno. Pronto? Sì? Sì, chi parla? Buongiorno smemorato, ben trovato, sono Baldini di Viva Radio 2. Senta, com'è andato il weekend? Buongiorno, mi consenta. Cos'è il weekend? Sabato e domenica in inglese si dice weekend. Ho capito. Week sta per sabato? No. Ed end per domenica? No, week significa fine settimana, weekend. È finita la settimana? No, era finita, oggi è ricominciata, ma non si ricorda nemmeno che esistono le settimane. Dai, siamo messi male, non andiamo da nessuna parte così. E perché? Dove è che dovevamo andare? Da nessuna parte. Allora stiamo andando bene. Ma no, non si va né a destra né a manca. Ma chi manca? No, manca, sta per sinistra. Pronto? Consapevo. Chi parla? Sempre Baldini, Viva Radio 2, buongiorno. Volevamo Buongiorno. sapere se è riuscito a fare dei passi avanti alla ricerca della sua identità. Insomma. Allora, guarda, l'altro giorno uno mi è venuto incontro e mi ha detto buongiorno cavaliere. Allora ho capito, se mi chiamano cavaliere, vista la mia statura, dovrei essere il fantino di Varese. Ma no. Beh, sono il fantino più forte del mondo, ho vinto tutto. Quando scendo in pista, vinco sempre. Guardi, non credo che sia sulla strada giusta. Allora, cosa vuole sapere lei di cavalli, Baldini? Qualcosa ne so. Lasci perdere, perché lei mi dà l'idea che si farebbe fregare un sacco di soldi. Guardi, parliamo di lei che è meglio. Ecco, allora, guardi dentro la borsa lì che ha sempre con lei, magari trova qualcosa che la può aiutare. Un attimo, adesso mi faccia guardare l'agenda, forse ho trovato qualcosa che mi può aiutare. Ecco qua. Vediamo un po' di carte. Vediamo, sì. Ecco, qui c'è scritto fare sparire carte a società. Sì? Fare sparire documenti fondi. Fare sparire? Ho capito! Sì. Sono un illusionista. Sono un fortissimo illusionista. Guardi, mi sa che lei con quell'agenda combina solo dei grandi casini. Pronto? Lo sapevo. Eccolo qua, lo smemorato di Cologno. Niente da fare neanche oggi, nulla, non riacquista la memoria. Allora, oggi c'è talmente tanta gente in questo studio che io non riesco a vedere i ragazzi dell'orchestra. Dove? Allora, Cremonesi, ci sei? Perché Compress, guarda dove l'hanno messo. non vi vedo. Allora, mi è arrivato il CD di Renato Zero, ce l'ho qua tra le mani. Devo dire, spezzare una lancia per Renato Zero, che fino ad oggi tutti i cantanti che abbiamo avuto ospiti si sono presentati qui per anche giocare con noi e noi li ringraziamo, ma per promuovere le loro cose, e devo dire che le cose che abbiamo promosso fino ad oggi erano tutte raccolte, il meglio di qua, il meglio di là. Renato Zero qui sono tutti inediti, cioè, vedi? che vedi Renato Zero i suoi fans li accontenta con delle canzoni nuove. C'è questa che ho sentito ieri da Pippo Baudo, l'ho visto. Ho sentito il Dono, ha cantato il Dono ieri, vero? Da Pippo Baudo ha cantato, due ne ha cantate ieri, prima il Dono e poi prima. Ok, ditemi voi allora. Ci sono i fan qui, agguerritissimi, come sbagli alla fine. Appena sbaglio. Che è che ha cantato in? La vita è un dono. La vita, scusate, la vita è un dono. E poi qui ce n'è una che si intitola Immi Roi. Poi c'è una che si chiama Radio Non Radio. Questa chissà, forse mi sa che ce l'ha con le radio. Sì, un po'. Ce l'ha con le radio? Ma bisogna vedere quale radio. Certo. Forse con quelle che non passano la musica italiana? Con quelle? Noi quelle che non passano i dischi. Noi, guarda, ti faccio sentire una canzone di una cantante italiana, voglio sottoporla a Renato Zero, una cantante bravissima, una nuovissima. Io ve la voglio far sentire così i nostri ascoltatori potranno dire che brava che è. E anche Renato Zero, che in questo momento mi dicono che è in Guardiola. Bene. Ma non lo fanno entrare, sta cantando il cielo perché così lo riconosco. Dice canta, se no non ti faccio. Sentite questa grande cantante, mi raccomando Renato, se ci senti dalla macchina o dalla Guardiola, vai. Sentite che classe. Che è? Non lo sai neanche tu, me l'hanno portato oggi.
Signori, questa è musica, questa è cultura. Io sarei una donna azzardata. Ho capito. Dici che Scandalosa e sbagliata. lo so io chi è. dice sono un'esaltata, ha detto. La showgirl, La showgirl. presuntuosa e stonata. Beh, un po' sì, sì. Gamba alta e voluttuosa, appaio anche odiosa. Ma si può. Mamma mia. Guardami negli occhi, guardami nel cuore. E l'ha deciso! Mamma mia, ora anche. Allora signori, se volete Mamma mia. vi facciamo una copia di questo e ve lo inviamo. È bellissimo, il testo è molto potente. Lo uso come suoneria del telefonino. Sì, io, anch'io. guarda, sì. Aumenta. Sempre controvento perché sento che il tempo vola. Dio delle città. A Facchinetti, ora no. Scusate, ma c'è Facchinetti che ogni tanto. Vediamo se si può. Facchinetti. Bello, eh? Bello. Bello, allora. Tra l'altro Albertino ci fa l'anteprima del DJ Time Sì, oggi con l'ultimo della. Come si intitola? Come si intitola? C'ha un titolo, non ha titolo. Si vive una volta sola, purtroppo. Lato B, Albano caccia i soldi, Questo è per gli alimenti. Sì, vedete? infatti. Esatto. Ecco. Basta così, grazie. Bene, non grazie. mandiamolo mai più Sì. nella storia di Radio 2, no, lo manderei. Era solo così per far sentire Informare il pubblico una che cosa. c'è. Ma ieri sera, grande calcio, la tua Fiorentina ha giocato Vabbè. qui a Roma, caro mio. Che ne pensi? Bah, insomma, dai, 11 contro 10 potevamo fare di più. Ha giocato meglio la Roma, sportivamente lo devo dire. Eccola. Ieri poi c'è stato questo ritorno, Antonio! Allora, Grande ritorno! Pino, alzo il volo. Alza il volume. Non sento niente. Che a casa c'ha la cuffia. Pronto? Dicevo, grande ritorno in campionato. Hai visto, voglio? Ha un grande campione. Hai visto, ti, come sono stati? Certo. Sono Allora. i miei nipoti, I cassonetti, I miei certo, cugini, ecco, scusa. sì, i cugini, vabbè. Mi sono sbagliato. Che siete, cugino o nipote? Cugini. Aspetta, voi siete figli di mia sorella? Com'è? Del fratello del cognato di tua sorella. Sono i figli del fratello del cognato di mia sorella. Un casino, cioè non lo so neanch'io cosa posso fare. Senti un po'. Sì. Ma io non so se posso concedervi l'intervista. Perché, scusa? Perché c'è un sacco di televisione qua, fanno la fila, veramente. Ah, fanno la fila per intervistarti, Antonio. Certo, no, aspetta, io ho 10 televisori a casa mia, tutti accesi. Ah, per rivedere ok. le immagini di quando so bello. Sì. Quando scende in campo, Sì. so troppo bello. Sì. Ma non sono io che lo dico, qui Sì. c'è gente imparziale, voglio. Chi sono? I cassonetti. Ah no, è un paparanello. Certo. Come so, a chi somiglia? Sei il Brad Pitt di Bari. Brad Sì. Pitt intrui però. Sì. Ha Brad detto che Pitt. sono il Brad Pitt di Bari Vecchia. Sì, certo. Clooney del tavoliere. Sono il George Clooney del Sì. tavoliere. Per forza, scusa. Ma questi sono i tuoi cugini, cassonetti, grazie. Baldi, Ehi. questa è la verità. Sì. È la nuda e cruda verità, hai capito? Sì. Quando scende in campo, so bello, Sì. si vede. In questo periodo di lontananza dai cambi ho migliorato il mio look con una crema di bellezza alle Chimdrup. Sì. E veramente io ho molto migliorato. adesso. Io sono molto migliorato. Come? Che ha detto? Io sono molto migliorato. Era ora, Baldini. Ecco. Era ora. È E poi inutile. tu non vuoi che migliorare Certo, perché giustamente. veramente io parlavo di me, cretino, che non sei Sì. pensa che mo sono diventato talmente bello. Sì. Stamattina sono andata ad Alberobello Sì. e l'albero ha rosicato. Ehi. Senti, e come ci sei andato ad Alberobello? Secondo te? Come ci sono andato con la corriera? No? Ci sono andato con la diligenza? No? Con Risciò? Vieni con l'offesa, Baldini. Ho detto Risciò, io non offendo mai. Risciò, scusa. Senti, a proposito di offese, che mi dici di Zoro, lì il giocatore del Messina che voleva andare via per i cori razzisti dei soliti cretini là? Guarda, Zoro ha fatto bene a sollevare questo problema. Anche se un po' ha sbagliato, però, secondo me, vero? Come sarebbe? Perché ha sbagliato? Mo ti se lui a posto di scendere in campo come Zorro, che è tutto nero, scendesse in campo come Don Diego della Vega, Certo. il problema sarebbe risolto. Vabbè, senti. Capisci? Ciampedere, insomma, come ci sei andato ad Alberobello? Vogliamo? Ancora questa domo? Vabbè, voglio sentirmelo dire. Ma come ci va? Che macchina ho io? Un Opel Agila? No?
No? C'ho una pelagina per Non caso? ce l'hai, C'ho Lobo. una C'ho una Matizzi io per Non caso? c'hai la matizza. C'ho una Kia Sorrento? Neanche la Chia Sorrento. Che tu mi C'hai la- Ah, Ferru! Ah, Ferrari, Io esatto. tengo la Ferru! Sì. Pensi che vado talmente veloce che quando passo Sì. fra gli uliveti pugliesi a 380 all'ora, Sì. lo spostamento d'aria fa cadere le olive. Ehi. Pensi che mi chiamano sempre con la raccolta. Dici, certo. "Ehi, mi danno pure la percentuale. Sì. Ehi, quest'anno 10 ettolitri. Ettolitri. Cosa? Ettolitri. Ettolitri. Vabbè, ettolitri. Tanti... Di extravergine. E che te ne fai, scusa? E lo uso come olio motore, tra l'altro. Ah, Lo metto- certo. Lascio una scia di fritto dietro. quando cammini con la macchina, Sì. ti giuro, fanno un fritto. Tu pensi che a posto del cavallino si aprisce la M di McDonald's ormai. Ieri sera mi ferma la pattuglia, mi ferma la pattuglia e mi fa, Cassanza, hai fritte? Io te, ma si sente così tanto? Vabbè, grazie ad Antonio Cassano. Scusate che c'è qui il campione che deve dire ancora delle cose. Chi ci avete ospite oggi? Renato Zero. Dici che c'hanno Renato? Tu lo conoscerai? Un attimo, mo chiedo. Sì. Dove gioca? Ma che dove gioca? I miei cugini mi dicono dove gioca? È un cantante famosissimo, uno dei più famosi cantanti italiani. È un cantante famosissimo. Non lo conosco. Ma che Non è quello che canta. sentiamo. Non è quello che canta che ci piace a noi. Non digli mai che quella No, sera siamo andati. no, quello è un altro, Non è Zero d'Alessio? Non è Gigi Zero, no. Renato Zero? Sì, ecco. Lo so chi è. Oh. Renato Portaluppi. No, Renato Zero. Qual è? No, ti ricordi la comunione? Dici che venne lui che ci cantò la. Ma che alla comunione venne lui? Ma non È è quello vero. là? No, vabbè. Lo conosco. Bene, grazie. Io ho tutti i suoi CD falsi. Certo, perché tu non veri. Grazie ad Antonio Cassano. Certo. Ma si può ogni volta, che figure da caciottari che facciamo, grazie ad Antonio Cassano. Va bene. Wow, a proposito di Zero, arrivano i Clan Zero, eccoli qua. Yeah! Gruppo, stiamo lanciando questa canzone Stare insieme che si intitola Dimmi com'è. Clan Zero. Avevo il cuore malato, innamorato che ero da buttare. Siamo arrivati qui senza sapere come e dove. Siamo arrivati qui ed alla fine mi sta pure bene. Non era mica detto, non era mica scritto che trovassi il coraggio di dirmi quel che hai detto. Con un'altra volta fatti la tua strada, provo poi il dolore, poi dimmi com'è. Sei da sola dove vuoi, anche se mi cercherai quando non mi troverai, dimmi com'è. Con un'altra volta fatti la tua strada, provo poi il dolore, poi dimmi com'è. Non ritornerò da te, non contare su di me, io non soffrirò ma tu dimmi com'è. che non mi piace ricordare. E il pensiero di noi ora mi sembra solo un funerale. Quel che mi sento dentro è rabbia buona per scoppiare. Quel che mi sento dentro giuro non lo verrai a sapere. Non era mica detto, non era mica scritto che ti restasse addosso. Soltanto quel che hai detto. Poi dimmi com'è. Sei da sola dove vuoi, anche se mi cercherai quando non mi troverai. Dimmi cos'è. Torno un'altra volta, dimmi cos'è. Provo poi il dolore, poi
la sai, c'è una ragazza che già la canta qua. Vedi? Ah, Che la sanno allora già. perché ci ascolti, La Serena, sai. ecco. Brava. Come ti chiami, ragazza? Serena. Serena, da dove arrivi? Da Roma, arrivi da Roma. Ragazzi, Roma, non so se, ma il Tevere c'è proprio Hai visto? straripamenti, Arno cose. e Tevere? Arno e Tevere, veramente, i fiumi. Riduce l'uomo in cenere, cioè. Bella, bravo, guarda, mi è piaciuta sta battuta. A Sì, proposito infatti. di Arno, volevo ringraziare i toscani fiorentini che al Pala Mandela com'è l'altra andata? sera, Io? bene, ci siamo divertiti, spettacolone, 3 ore e 20 ho fatto. Porca miseria. Non volevo più andare via dal palco. 3 ore e 20, adesso prossima tappa, cosa c'è? Bologna? Sì, Bologna. Bologna, quindi amici di Bologna. Ah, Pesaro, scusate, prossima tappa. Che giorno è Pesaro? Il Tarrà, amici ascoltatori, il Tarrà. Ci vediamo al Pesaro. Pala Pesaro? Come si chiama? Bippia Palace, vabbè, Che quello roba che è, è, il offesa. Palace, quello lì. Tanto Sì. lo sponsor è uguale per tutti, Palace. Palace, Quindi esatto. si chiamano tutti così. Sì. Allora, hai sentito questo allarme? Oggi è sulla Repubblica, c'è scritto allarme missili nel cielo di Napoli. Qui c'è i missili Proprio- così, però erano solo dei dischi volanti, ma erano masterizzati, quindi non erano veri, erano fasulli. Allora ci siamo, se volete No. saperne di più, No. se avete qualche dubbio e voi non sapete come fare a risolvere i vostri dubbi, c'è questa rubrica meravigliosa che Rete 4 ci ha rubato, Sì. che è Sai perché? Eccolo. Ehi. Sento un canale solo. Anch'io. Ehi. Forse. Ciao. Ciao. Sono io di Sai perché? Eccolo. Eccomi qua. Sì. C'è qualcosa che per caso non sapete? Tutto. Sai perché non sapete qualcosa? No, Non sai dimmelo, perché? dimmelo. Perché io sento un canale solo. Anch'io. E se non prima me lo aggiustano, rimarrò qui a dire, solo sai perché? Sai perché? Perché, esatto. Perché mi sta squagliando l'orecchio sinistro. A me quello destro. Anche perché quello destro è muto. Ah, e quello perfetto. sinistro. E niente, guarda i tecnici come mi stanno azzannando per aggiustare. Ma non ci riesco. Non c'è niente da fare. In presa diretta stanno tentando di aggiustare. Si sente Ma sempre da un canale solo. Ne vedo 3 arrampicati sul mixer. Ma non c'è niente da fare. Voi non li potete sentire, ma mi dispiace, ma stanno bestemmiando. Sì, in tutte le lingue. Tutte le lingue esistenti al mondo. No, eccolo, Eccoci. eccolo, ci siamo. Siamo tornati. Ehi, sai, sentiamo. ehi amico, ehi, dico a te. Dimmi, sempre me, mai un altro. Ehi, Dimmi. dico a te, sai perché prima che ti investa un treno ti fischiano le orecchie? Ma va? Non lo sapevi? no. Ah, ma se tu non lo sai, devi ascoltare. Ehi, sai perché? Ehi, sai perché se fai bungee jumping senza elastico è pericoloso? No, me lo chiedevo, non lo so. Ma bisogna saperle queste cose, Oh, un'altra voce meravigliosa. Ehi, No, ora adesso- di nuovo un canale. non fa niente. Vai, Questa è ecco, ora è radio, tornata. una radio giocattolo. Un esorcista, La ora. nuova radio di Giochi Preziosi. È ripartito un'altra volta. È la nostra. Sì. Ehi, sai perché se adotti un figlio a distanza devi urlare? Ehi, eccoci qua. È pronto in tavola. Sono i nostri sai perché? Certo. Sì. Bene. Sai perché se ti strizzano i testicoli non riesci a fischiare? Non lo sai? No. Ma chieditele queste cose. Certo. E senti questa. Sì. Sai perché il cornuto è sempre l'ultimo a saperlo? No? Infatti. Ah. Sei simpatico, uomo di sai perché. Ehi, questo mi piaceva un sacco. Certo. Lo sai che bello che in questo momento nelle mie orecchie sento. Ti ricordi il disco della Reader Digest? Quello che diceva, sai che cos'è la stereofonia? Sì, ti facevo sentire prima da una parte e poi dall'altra. Esatto. Quello, Sai una cosa? Sì. Mi sto rincoglionendo. Bene. Ehi, è meglio che mi tolga la cuffia. Sì, Ciao, forse. ci sentiamo dopo, li mortacci. Ecco, e adesso, infatti, è cascato un fulmine sul mixer. E infatti, molto probabilmente anche adesso sì, ci sentiamo molto strano. probabilmente Sì, infatti. Allora Renato Sì. Zero sta per arrivare, manca Sì. ormai pochissimo. Sì. Facciamo in tempo a collegarci con Cuba? Sì, con Gianni Minà, dai, io come con no, Cuba dai. ne voglio Sentiamo se facciamo il numero di Cuba, il prefisso è lungo, vediamo se riusciamo a parlare con il giornalista che ormai vive là da un po' di tempo, ha scelto di vivere là. Sentiamo, pronto? Pronto? Siamo della radio, buongiorno. Siete voi
della radio, Sì. un attimo aspettate, purtroppo sono al telefono con l'Ider Sì. Massimo. Ah, allora l'Ider un Massimo, attimo. vabbè. Scusate. Sì, vabbè, scusate. prego. Allora Fidel, così non va, devi inserire la SIM card, così la nuova tariffa, la Cuba No Limits, non può funzionare. Certo. Hai sbagliato il codice più di 3 volte, adesso mi devi dare il PUC. Il PUC. Così ti sblocco il cellulare. Sì. E leva sti cazzo di orsetti attaccati al telefono. Fidel. Scusate, purtroppo con Fidel non si può Sì, fare. ma che sta facendo? Via. Allora, sto scrivendo un articolo Sì. sulle intercettazioni telefoniche a Cuba per la famosa rivista L'Osservatore Cubano. Sì, certo. Lei ormai è un cittadino cubano a tutti gli effetti. Ah, sì, sì. Cuba io la scoprì nei favolosi anni 60 grazie a Gastone Moschin che veniva qui a farsi depilare con il sistema della ceretta cubana. No, non è vero. Mi ricordo ancora il nome del negozio dell'estetista. Come si chiamava? Sangre y depilación. Senta, ma cosa facevate in quel periodo, in quegli anni 60? Riprenda fiato, certo, signor Minà, riprenda fiato, che è meglio. Eccolo là, ma si può, un uomo così con... Sangre di depilazione, il non è massimo male. che abbia potuto. Sì. Eravamo un gruppo felice, eravamo ecco. io, Fidel, Sì. Compay Segundo, il Pipe de Oro, Scel Shapiro, Vita Antuofermo, Baldolai, Sì. Margareta Fontrotta, la Scola Cantormo al completo e Goran Gusminac. Quello di AC Style, me lo ricordo. Te la ricordi? Ti ricordi la campana del villaggio? Sì, la campana del La villaggio. campana del villaggio, me la ricordo sì. come fosse oggi. Ricordo sì. un allegro passatempo che si chiamava Spaventa la vedova. Spaventa la vedova. E come funzionava questo? Beh, mi ricordo si leggevano i necrologi sulla Gazzetta di Cuba e si sceglieva un funerale. Ah, già. Prima del trasporto si toglieva la salma dalla bara e la si metteva in fresco nel pozzetto. Che schifo! Nel pozzetto dei gelati, dai, ma non si può. Ma no, è macabro, signor Minà. Non si fanno ste cose. Poi Teofilo Stevenson Sì. Adesso ce la voglio. si vestiva come il morto e si infilava nella cassa. Una volta in chiesa, quando la vedova si avvicinava per baciare la bara, Teofilo scoperchiava di scatto la cassa e faceva bu Insomma, non è bello, all'inconsolabile vedova che ovviamente seguiva dei salti carpiati all'indietro con la paura. te credo. Il tutto ovviamente fra l'ilarità generale. Certo, immagino. Esatto. Ricordo che ogni tanto qualche vedova schiattava dallo spavento, allora beh. si faceva il famoso funerale doble. Senta, spero che non facciate più questo tipo di giochi. No, adesso usciamo sempre in pochi, siamo io, Fidel, Paco Pegna, Sotomayor, Sando Giacobbi, D'Azienda, Antonio Enochi, Pumpido, i Bronski Beat, Anna Sciculla e Astor Piazzolla. I passatempi sono sempre più innocenti, giochiamo a metti lo scorpione nello scafrando del palombaro, Ecco. manometti il computer della torre di controllo Ecco, e niente. soprattutto, questa è la più divertente, metti il sapone nel manico del bisturi. Fantastico, grazie. Vi saluto, la Cuba è tutto, a presto al vostro Gianni Minà. Grazie, adesso a Radio Promozione. Vai Lolli. Lo sai che il 12 non c'è più e che dal 1 dicembre il 412 non dà più informazioni sull'elenco abbonati? Ma da oggi puoi chiamare il 1240 che ti dà i numeri che cerchi con tutta la completezza delle pagine bianche. 1240 pronto pagine bianche. Trova i numeri e gli indirizzi degli abbonati, di professionisti, degli uffici della pubblica amministrazione e tutti gli altri numeri di cui hai bisogno. 1240 pronto pagine bianche, il numero con milioni di numeri dentro. Rieccoci live, il nostro signori, grande pubblico. attenzione, il nostro grande pubblico oggi lunedì. Landi. Yeah. Signori, sentite gli urli. Cosa è successo? Allora lo scopriremo solo vivendo. Attenzione, sta per indossare la cuffia. Si avvicina al microfono e dice: Ho incontrato una vedova giù che mi ha detto che se te vede te fa un mazzo così. Renato Zero! Io credo che Renato, mi ricordo nei tempi di Cuba. Sei mai stato a Cuba, Renato? Guarda, è un paese che amo moltissimo, però lo preferisco In cartolina? In cartolina Ecco. preferisco le coste della Calabria. È vero? Sì. Calabria, bene, sono meravigliose. Questo fatto di dire, capito, vai Thailandia, vai, Sì, che abbiamo delle spiagge, dei Meraviglia, ma mari solo in Calabria, che in talmente- Sicilia Ma butti via. vogliamo parlare di Pugno Chiuso? Ne vogliamo parlare? Quando sta Pugno Chiuso? In Puglia però. In Puglia, certo, sì. che parlavamo di Calabria. Vogliamo No, parlare... però dico, dove Vogliamo te muovi parlare qui- di Maratea?
Maratea, quando... Vogliamo parlare di Ostia? Sì, ecco, di Ostia Lido? Ostia Lido, non ha capito, non ha capito. Dove si pia Mancalicani, dove si pia un sole che levete? Questo è bello, questo è in inglese, dove si pia un sole che levete, bellissimo. Renato Zero credo che sia uno dei cantanti più amati dai suoi fans. Vediamo se cioè, nel senso, tutti hanno i fans, no? Sì. Però i fans di Renato sono quelli che sono più quelli che non lo so, più fan degli altri. Ecco, non mi sono saputo, non lo so. Vabbè, ma hai reso secondo me l'idea. Cioè, gli altri fan degli altri cantanti, per carità, così, invece i tuoi ti amano. Cioè, proprio hanno un rapporto, quasi un amplesso con te. È un bel rapporto. Sì, io ovunque tu sia, io vedo che ci sono orde. A proposito della Puglia, ti voglio raccontare una cosa che è un pochino macabra, tipo quella delle vedove. Ma sta scherzando, noi siamo apposta qui, anzi. Io praticamente cantavo all'allora Petruzzelli, che era ancora Bari, prima che gli dessero fuoco. E praticamente stavo in quest'albergo lì vicino, mi sono svegliato, erano all'incirca le 10 di mattina, e intorno al letto c'erano 14 persone. Come? 2 cameriere, 2 porteuse, quelli che portano le valigie, poi c'erano altri 4, insomma, tutti intorno. Tutti attorno così, al letto? con le mani e con sette che ti così, guardavano? Che mi guardavano con un'aria. Allora io ho aperto gli occhi, ho guardato questi 14, ho detto: ma avranno già fatto il funerale? Cioè mi pizzicavo, poi ho lanciato un urlo, ma un urlo che Tarzan mi fa una... Com'era l'urlo? Una roba così. Questi sono spariti e 5 minuti dopo stavo in un altro albergo. Per forza. Quindi ti guardavano, quindi erano innamorati di te. No, per dire, insomma, è imbarazzante però. Non so se tu hai sentito prima la radio che ti abbiamo fatto sentire un Mi Vendo che è stato fatto da Frank Sinatra. Sì, lo sapevi? Insomma, sono incidenti di percorso che capitano, Hai fatto tutti inediti qua, Non c'è neanche un brano di raccolta. Se Dio vuole ci abbiamo l'ispirazione. Perché sei ispirato. Sei proprio ispirato, devo dire. Mi spieghi solo, volevo sapere il Mirua cos'è? Il Mirua letteralmente è spirito divino in lingua ebraica. E quindi è una canzone che è una canzone che vuole in qualche modo stabilire questo contatto con altre fedi, con un abbraccio ideale con altre confessioni religiose, perché credo che sia poi fra noi e gli ebrei c'è proprio ci sono tante affinità. Come ha detto, è una costante di sofferenza che credo. Voitiva, come ha detto, i fratelli maggiori, no? I fratelli maggiori, sì. Definiti così, quindi mi è sembrato anche bello dare a quelli che oggi ancora militano, ancora hanno questa loro indiscutibile fede, anche questo sorriso presso altri che magari hanno patito le stesse identiche sofferenze, tranne che per questi fratelli ebrei la storia sembra non essere finita, quindi approfitto per salutarli tutti gli ebrei amici che ho a Roma, che sono svariati. Un saluto da Renato, e naturalmente c'è questa bella riflessione che quando la fede è così forte, così piena e così convinta, veramente merita. Volevo dirti una premio. cosa, tu non ti sei reso conto, ma dietro di te, guarda, che l'hai Sì, ci siamo visti. Vi siete visti? Come no? Angelo Soggi dal Cantagiro che me lo ricordo. Angelo Soggi e poi identico. Ho chiesto di Angela e di Franco, ma non mi ha saputo rispondere. Mi ha detto che sono separati in casa. Renato, una domanda tecnica: tu hai mai cantato una canzone di Lucio Dalla? Sarebbe molto piaciuto, ma purtroppo non ho avuto mai. Ho cantato con lui una volta in duetto, ma ognuno la canzone sua. E tu non hai mai cantato Lucio Dalla? Sei sicuro di questo? No, guarda, non mi pare proprio. La biografa ufficiale c'è una biografa ufficiale. Chi è? Guarda che cosa. Allora, addirittura, vedi che non so ricordare. Ma chi è che lo vende il Gero Vital? Senti questa, Renato. Sentite Renato Zero, sentite qua. Senti. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande. Ma quando fare tanto come me non ce n'è. Dormo sull'erba e ho molti amici intorno a me.
gli innamorati in Piazza Grande, puoi cantare anche dietro se vuoi. dei loro guai, dei loro Ora amori, tutto so. sbagliati o no, a modo mio Bella. avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria, Una famiglia vera e propria e la mia non casa ce in l'ho. Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do. Quante ne ho, Ehi, come di donne generose, Come di donne generose, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. vai Lolli, dal vivo. a modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Ehi, Renato Zero dal vivo. Io delle città, No, Facchinetti, dai. Vai. vediamo Scusa, ma c'è, Ecco. c'è L'abbiamo Facchinetti. steso. Facchinetti che ogni tanto arriva e entra e noi non possiamo farci niente. Mi ricorda questa cosa intorno agli anni 70, in questa RCA, in questa casa discografica sul raccordo anulare, praticamente fra Raccordo e Via di Burtina, e c'era questo bar dell'RCA dove fluttuavano un pochino tutti i disperati d'Italia, tutti E c'era artisti in Facchinetti? cerca. No, c'era Lucio, che praticamente Lucio Dalla, che si faceva trovare spesso e volentieri dentro questo enorme montacarichi dove portavano le macchine per la registrazione, roba pesante. Lui si faceva trovare dentro questo ascensore seduto per terra in un angolo dell'ascensore con 100 lire sulla fronte e un'arancia in testa, e faceva su e giù per delle ore. E per quale motivo? Forse era un modo era una sorta di meditazione trascendentale. Avete Però capito? devo dire che Lucio Dalla? era vederlo così, ti dava una serenità. Io entravo dentro l'ascensore quando dovevo andare a parlare col direttore della RCA, mi facevo prima una passeggiata con l'ascensore, mi veniva una grinta, andavo dal direttore e gli facevi i bozzi. Vabbè, se per questo allora si narra di Lucio Dalla che andava in giro a Bologna col maialino al guinzaglio. Beh, devo dire O che una volta mi disse che era una serata di gala, lui aveva lo smoking, ma aveva le scarpe senza le calze, le disegnò con del carbone, si disegnò i calzini, sono cose che racconto. Salutiamo Lucio Dalla, stiamo parlando più di Lucio Dalla che di Renato Zero. Forte. Allora mi dicono, è arrivata la notizia che in questo momento Renato Zero, il suo CD, è al numero 1 in classifica. Roba da matti, pensa, io una volta sono stato al numero 1 in classifica e se volete sapete con quale canzone? Capolavoro discografico. Il cielo, sempre di Renato Zero. Capito? E io all'epoca andai al numero 1 dei singoli, c'erano i singoli, io feci la tua versione, Eccola. quella di tuns. La versione che andava fortissimo al Mucca, ti ricordi? Sì, al Mucca Assassina mettono sempre quella il lì. cielo perché- ancora, il cielo. Senti? No, ma aspetta, questa è l'originale mia. No, è la tua, Quella mia è originale. Quante volte Eccolo. ho guardato al cielo. Grazie, ho No, messo metti la parte veloce, no, dai. ho messo 6 kg di reverbero qua, 6 kg e mezzo ce n'erano. No, la parte L'hai veloce registrata alle grotte del Piccione. alle grotte del Piccione, perché facevo quante volte avrei preso il volo. Come fa poi? Ma le ali le ha bruciate già la mia vanità e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. Quanti amori conquistano il cielo, perle d'oro nell'immensità, qualcuna cadrà, qualcuna invece il tempo vincerà, ho perso il rigo, vai. finché avrà abbastanza stelle
il cielo, il cielo, il cielo, il cielo, il cielo. quanta violenza sotto questo cielo. Un altro figlio nasce e non lo vuoi. Gli spermatozoi, l'unica forza è tutto ciò che hai. Ma dimmi, ma che uomo sei? Se non hai il cielo, Il cielo. ehi! Bella, eh? Quando l'hai scritta questa? Questa la scrissi a Ventotene. Ah, io pensavo a 28 anni. No, A Ventotene. sull'isola di Ventotene. A Ventotene, ma c'è... Nel 66, mi pare, 67. Cosa si prova quando capisci che ti è venuta una cosa forte? Cioè che tu dici, oh, questa, quando ti è venuta questa, dici porca. Io non, hai l'ho, detto, non l'ho porca, capito subito, perché il brano poi fra l'altro è stato scritto, c'è una distanza fra la composizione e poi la registrazione nell'album questo faceva Zerofobia, parte Zerofobia. E praticamente quando ero all'RCA e Ruggero Cini, fantastico arrangiatore che purtroppo non è più, mi chiamò a casa e mi disse: corri subito allo studio B dell'RCA che ti devo far sentire una cosa. Aveva usato il famoso Mellotron, sai, quello che faceva tutte le voci, gli archi, tutto sintetico, ma una roba strepitosa. Il Mellotron? Mellotron si chiamava. Qualcosa. Era una tastiera che faceva praticamente, aveva dei nastrini dentro, ha precorso un pochino la tecnologia di queste nuove tastiere di adesso. Mellotron. Mi fece sentire questa cosa, guarda, devo dire, ebbi le lacrime agli occhi perché fece un arrangiamento stratosferico. Bella, qui faccio l'applauso, che è una canzone così. Viva Ruggero Cini! Guarda, adesso ti faccio sentire una cosa io, Renato. Poi tanto dopo sentiamo il pezzo inedito, lo sentiamo proprio come mamma l'ha fatto. Sì. Mi vendo. C'era venuta una curiosità a me, Cremonesi. Ti faccio sentire una versione come potrebbe Adriano Celentano cantare Mi vendo. Vediamo se. Sentiamo un po'. Sentiamo. Com'è? Dammi l'inizio. Ok. Faccio in fretta un altro inventario, smonto la baracca e via. Cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia. Sei un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei. Io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità. Io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità. Incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai. Sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Mi vendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno ti do 2 ali in Mi vendo un'altra identità, ti do quello che il mondo distratto non ti dà. Io mi vendo No, Adriano, fa l'imitazione! a buon prezzo si sa. Sono del giambellino. Renato Zero che imita Celentano, non ci credo, l'hai fatto, scusa, no, ha un mancamento. No, scusa, fammi azzurro un attimo, cerco. No, te prego. Scusa, cerco, no, a sto punto l'hai fatto. No, ma ti prego, dai. Cerco l'estate, tu imita me che imito, cerco l'estate. Guarda che ti viene benissimo,
Cerco l'estate tutto l'anno, ma all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, andando il sole qua giù in città. Sento fischiare dopo il treno con un aeroplano che se ne va. Guarda Sergio Valsania, Renato Zero che canta con un'altra voce. Sembravi... Aspetta, pubblicità e torniamo subito. Dai, pubblicità. Pussa via brutta racchiaccia, va a buttarti al fiume. Dite addio alle monovolume racchie. Arriva la nuova Mazda 5, la monovolume grande ma soprattutto bella. E poi è l'unica con 5 anni di garanzia a chilometraggio senza limiti. Fatevi sedurre. Buongiorno, questo è un annuncio pubblicitario e dura 30 secondi. Troppo pochi. Voi invece con la nuova tariffa fissa di 892 potete chiedere tutti i numeri che vi servono, farvi passare la chiamata e parlare quanto volete. Tutto a €1,80 IVA inclusa senza scatto alla risposta. Beati voi. Ma è un prodigio! Certo, è la tariffa fissa! 892! Chiama ora! Tariffa da Telecom Italia, costi da altri operatori su 892.892.it, il numero Italia. Caffè per tutti? Sì, grazie. Sì. Perché il caffè non ce lo fai all'orientale? O alla tirolese? Ragazzi, il caffè lo facciamo al Varnelli, poi mi direte. Ho sempre una bottiglia di Varnelli in casa, una ricetta segreta che non solo corregge il caffè, lo esalta. Senti che gusto. Hai ragione, con il Varnelli il sapore del caffè non ha confini. Varnelli si sa, ti piace perché al tuo caffè più gusto gli Varnelli, sovrano correttivo del caffè. Qui siamo in spiaggia. Bella questa, stampala. E qui in barca. Ah, anche questa la stampiamo. E qui ci sono Carlo e... Sì, anche queste. ma insomma, stampare tutte queste foto costa un sacco. Ma va, non sai che le Stylus D usano cartucce separate che costano solo €9,99 l'una? E poi ci sono i Multipack Epson, con inchiostri e carta fotografica insieme, che risparmi quasi il 40%. Ma va, stampiamo anche questa. Immagine emozione. Epson Franco Battiato, un soffio al cuore di natura elettrica. Franco Battiato, tutte le sue più belle canzoni live. Il nuovo CD più DVD. Viva Radio 2. Ci siamo di nuovo, allora dal live, dal vivo, il nostro grande pubblico, oggi un grande ospite Renato Zero, ma è il momento di collegarci con il Principato di Monaco. Anche il principe Alberto ci ascolta. Sentiamo un attimo, facciamo il numero. Questo è una partita IVA, no? Un numero telefonico. Vabbè, sentiamo. Pronto? Cos'è sta roba? Sento dei rumori? da Monte Carlo? Ah, buongiorno. Siamo un momento ci Punto. Sì, e viva Radio 2 dall'Italia. Aspettiamo di vederli a Monte Carlo. Un attimo, ci faccio vedere Alberto. Sì, va bene. Sì, Alberto! Ma che Alberto? Ma. Allo? Sì? Ah, principe. Allo. Bonjour, con chi parlo? Viva Radio 2 dall'Italia. Oh l'Italia, che bel paese. Come va? Tutto bene? Tutto bene, lei? Tutto bene, che palle, guarda. Perché? Da quando sono principe non si regge ogni giorno, Dubai, tagli i nastri, fa di nastri? Ah sì. Lo diceva sempre mio padre. Certo. Vedrai quando diventerai principe, tutte le serie al circo, tutte le sedi lì, tagliare, là, Dubai, che vuol dire che no. Voilà. Però comunque ogni tanto vengo in vacanza in Italia. Bene, anche reali vengono in vacanza. Lei ecco, una curiosità, sì, quanti giorni fa? Sì. Quanti giorni fa di vacanza? Quanti giorni fa di vacanza? Di vacanza? Sì. Proprio una persona? Lei? 300. Ma come 300? Beh, è giusto, qualche reale, chi vuoi che non faccia almeno 300 giorni di vacanza all'anno, il minimo sindacale. E gli altri 60, il resto come li passa? Dunque, sono di vacanza, 30 giorni sono di ferie, rimangono gli ultimi 30. Almeno quelli io ci lavorerei pure quei 30 giorni, ma sai, capitano sempre d'agosto. Ah, certo, allora non si può fare niente, è un problema. È tutto chiuso, quindi che... Scusi, ma se non lavora, cosa fa a Monte Carlo tutto l'anno?
studia? Della famiglia Grimold, siamo molto studiosi. Oggi per esempio sto studiando un po' di geografia. E cosa in particolare? I confini del Principato di Monaco. Vediamo. Allora, il Principato di Monaco confina a nord con la Francia, a est con la Francia e a ovest con la Francia. A sud-ovest? Con la Francia. A nord-nord-est? Con la Francia. Ecco, incredibile, li sa tutti. Proprio, bravissimo. Senti, sono così tutti studiosi? Non tutti in famiglia, purtroppo c'è anche uno che purtroppo, guarda, veramente, meglio lasciarlo che trovarlo. Lasciarlo che chi è, scusi? Ernesto Nova. Ma c'era sempre con suo cognato, che ha fatto? Stamattina davanti allo specchio del bagno ha messo tutto in disordine. Dico io, ma come si fa? Ha lasciato la bottiglietta di Gutalax dove io tengo il colirio. Sono andato nel bagno, pensavo di mettermi il colirio, mi sono messo le Gutalax negli occhi. Conseguenze? C'è stata una reazione chimica strana, non le dico da dove mi sono uscite le lacrime. Certo. Vabbè. Immagino. Povero. Si sa le truc, tutte le colpe di quel casinaro di Ernesto. Ma non infierisca. In fondo ha sposato sua sorella Carolina. A proposito, è Stefanie? Cambia accento. No. Quando si parla delle sorelle cambia accento. Per favore, non capisco più francese. Dimentico sempre quando tu mi parli di mia sorella. Stia calmo. Ieri l'ho detto di rimanere a casa per una volta, per stare tutti un po' tranquilli. Una volta. E si è messa a guardare la televisione. Sì, quale? Antenne 2, Sky? No, Tele Monte Carlo. Certo. Stefania ha visto un vecchio filmato di canottaggio. Sì. E mo si è innamorato di Fratelli a Bagnale. Ma pensa. Tutte e due. Tutte e due. Mannaggia. Non dica. Si è messo in contatto con Galeazzi. Gianpiero Galeazzi. Che lì c'è stato un colpo di fulmine. Ma dai, non ci credo, sei innamorata di Galeazzi? No, di Pepiniello di Capua. Mamma mia, questo sta tutto il giorno in piscina col megafono a fare ma si può vivere così? Grazie principe. Grazie al solito. Ecco, che in francese vuol dire grazie a lei, arrivederci. Per favore, che già sono i miei. Il principe Alberto di Monaco, da Monte Carlo. Olè! Ed eccoci qua con Renato Zero! Hai sentito Alberto? Lo conosci Alberto? È sempre c'ha questa eleganza, soprattutto quando si inalbera un po'. Quando si inalbera. Si inalbertola. Si inalbertola, perde tutto il suo aplomb. Perde questa aplomb. Renato, dimmi tu, mi devi dire tu. Mi devi dire, qui ci sono i tuoi fan. Io ho un sacco di canzoni, inutile fa i migliori. Allora, sappi che i migliori anni della mia vita, io e Baglioni, quando la facemmo, la cantammo per 3 pomeriggi di fila. Vedi, Cremonesi ride, 3 pomeriggi di fila, e non riuscivamo a farla perché è difficile, sembra facile, perché ci sono degli ingressi contro un po' anticipati, dei levarini, delle cose. Esattamente, quindi io la farei pure. Facciamo una cosa, io faccio la prima strofa, il primo pezzettino, forse quella ci riesco, e poi tu proprio la lasci andare, proprio che qui non stanno aspettando altro. Va bene. Anche perché già nel forno abbiamo messo, mentre aspetto che ritorni, ecco, guarda già lì, che bella, non vedo l'ora di sentirla, non vedo l'ora, quando me ne partite? E quindi è già pronta nel forno, ma prima mi passo sto sfizio, mo registro. Noi ovviamente con tutti gli ospiti che abbiamo qui registriamo delle canzoni che poi incidiamo, e il nostro amico Mohamed fuori da Via Asiago sul tappeto venderà 5 euro l'uno. Dammi il via, senti come te la faccio, il solo inizio, Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono
dono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. A Super Classifica Show quest'oggi c'è ancora Renato Zero, siamo ancora numeri 1 ai vertici della classifica con i migliori anni della nostra vita. Renato Zero. Guarda, gente in piedi, gente che urla, guarda che quando ti vedremo live? In febbraio. A febbraio Renato Zero live, parti da? Credo da Montichiari. Sì. Brescia, esatto. Conosco Montichiari. Conosco. È un bel, devo dire, poi sono zone molto belle quelle. Sai che ci un fece? po' nascoste, cioè quando uno dice vado in tournée e dice Milano, dice Roma, e invece dice no, parti Genova. dalla provincia. Ci sono dei posti in una Italia un pochino più insospettabile, veramente molto caldi, molto. Ma che fa scherzi? Io mi davvero. ricordo ancora. Io a Montichiari sono stato, sai, ci feci un karaoke. Una puntata Montichiari, me lo ricordo ancora, -6 c'erano. E io ero lì mi si congelò il codino, mi col ricordo. cappottino. Quante ne cantavamo al karaoke di canzoni tue, guarda, era bello perché quando le cantavano veramente tutti erano belli quelli che senza fiato, hai visto mai quelli che cantano senza fiato? Quelli che facevano il pezzo tuo, facevano allora canto: quante volte ho guardato al cielo, partito destino e cielo non lo sa, pietà per chi non prega e si convincerà, una macchia scura. C'era questo modo di cantare. Allora, attenzione, Piena del Tevere, ci sono notizie da Piena del Tevere, il livello è tornato normale, è bastato togliere i copertoni e le lavatrici. O tenersela un pochino a discapito dei reni. Cosa? Scusa. Sai che adesso i fiumi sono oggetto di analisi per vedere come sta una città, hai saputo una cosa? No, ma anche per vedere un pochino le deficienze organiche delle persone, perché esatto. Capito? Da lì si misurano anche se c'hai calcoli tutto. alla cistefella, cioè, nel senso... nelle zone, capito? Cioè, 100 celle, quelli che abitano a 100 celle stanno bene, ma quelli che abitano sotto il Tevere, in Borgo Pio, eccetera, quelli hanno sempre qualche sassolino. Perché... Ma c'era la barzelletta, ti ricordi a Napoli? A Napoli c'era la barzelletta che dicevano che quello doveva fare le analisi alle urine, allora si faceva dalle urine da tutti, andava lì un bottiglione di urine, poi arrivava a casa e diceva: siamo tutti buoni. Da ragazzini. Allora siamo pronti per sentire il tuo pezzo inedito che vogliamo sentire in religioso silenzio, ma prima mi dicono, tu vedi mai Maria De Filippi? Amici di Maria De Filippi, sai, i ragazzi che si allenano. Sì. Ogni tanto ti capita di. Mi è capitato. Abbiamo una spia. Noi abbiamo una micro spia messa nella sala prove dei ragazzi che provano. Adesso ci ma lo sanno loro? No, c'è il coreografo che dà loro lezioni. Insomma, vedremo che succede. Sì, intanto sentiamo già la musica e stanno ballando. Sì, stanno già ballando, apriamo le spie. Vediamo se c'è il coreografo che fa lezioni di danza come ogni giorno a quest'ora. Eccolo. 7, 8, step. Attenti, su con la gamba, su. Vieni qui, Catello, forza burledirini, trottate, sculettate, fate vedere come si muovono le mosse energiche. Ecco. Forza. A lei. Ok, stop, grazie, stop. Così non va, ragazzi, così Maria non ci fa fare la sfida, forse meglio che questo non lo riprendi perché sono veramente, non sto parlando con. Sì. Vieni forza, andate a fare la doccia tutti doccia, tutti. Catello? Che c'è? Tu no. Ma sto andando a fare la doccia. Dove credi di andare? A fare la doccia. No. Per favore. Allora, come ogni volta bisogna fare un po' di introspezione. Aia. Capisci? Tu non ti sei
ti sei impegnato abbastanza. Ho parlato con tuo insegnante di arte mimica e mi ha detto che sei veramente una chiavica, veramente, me l'ha detto. Adesso ti darò una mano per migliorare, Catello. Questa è la cosa che mi preoccupa di più. Ti devi lasciare andare. Rilassa le tue membra. Ecco, sì. Chiudi gli occhi. Piega il busto e rilascia le braccia in avanti facendole dondolare. Sì. Dondola. Adesso faremo figura di ballo tratta dalla morte del cigno. Scommetto che devo fare io il cigno, No. Stavolta no. Hai sbagliato. Tu farai l'anatroccolo indifeso, io faccio il cigno dal lungo collo. Vedi? Allora vieni qua, piccolo anatroccolo. Vieni qua sotto la mia ala protettiva. Stai fermo con queste ali. Ma cosa fai con queste ali? Quanti sono? 3? Questa roba qua. Cos'è questa ala qua? No, questa che senti non è l'ala. E che è questa roba? Lungo collo di cigno. Eccoci. Allora vieni qua, non scappare, piccolo anatroccolo spedacchiato, fate godere. Vieni qua che ti covo. Lasciami stare che non voglio essere covato. Vieni che no, Maria, no. Grazie, stacchiamo il collegamento che andiamo in galera. Grazie. Grazie a Maria che ci ha prestato, anche se non lo sa, la sala prove di Amici. Vabbè. Aspetta, Anzi? Allora c'è una notizia che ti riguarda? A chi? C'è a Renato. Renato, allora per la prossima tournée che partirà in febbraio il Ministero della Difesa americano ha chiesto a Renato Zero di fare un concerto nella sua sede. Renato Zero ha dichiarato: il Pentagono no, non l'avevo considerato. Gino e Michele, prendici veramente. Allora è giunto il momento del religioso silenzio. Noi solitamente i brani, quelli nuovi, li facciamo sentire alla fine del programma, invece no, questo lo dobbiamo far sentire ora. Io mi metto la cuffia al massimo. Siete pronti? Allora, tratta da Il Dono, la canzone è Mentre aspetto che ritorni Renato Zero. Londra. Fatto a Londra. Gli archi di Londra. Però sì. parliamoci sopra perché sennò se lo registrano. Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già. Sono qui che ti aspetto, perché ho voglia di vincere. Non c'è altro che vorrei, rincontrare gli occhi tuoi, cancellarmi e rinascere. Ovunque sei, ti mancherà la mia complicità. Ovunque sei, qualunque faccia mi somiglierà. Ovunque sei, ti impegnerai per non amarmi più. Testardo io, che quella fede non l'ho persa mai. Accetterò da te qualunque verità. Sarà come la prima volta, impacciato starò lì, cercando di strapparti una risposta, un meraviglioso sì. Ogni amore ha i suoi tarli, ogni storia ha i suoi limiti. Resistenze non farò, se destino accetterò anche il rischio di perderti. Ovunque sei, di maledirmi, non stancarti mai. Quello che vuoi, ma questo cuore sanguina lo sai. Piglia chi noi ci consegna
viva questa nostalgia di te. Ovunque sei, mi manchi. Wow! Pensate che qui pubblica in sala, canzone uscita da pochissimo, ma già qui la sanno a memoria. A memoria, grandissime canzoni, arrangiamenti di Renato Serio. Ho letto poi. Produzione e arrangiamenti Phil Palmer. Che l'orchestra e il coro sono stati arrangiati, diretti dal maestro Serio. Ma c'è anche la banda della polizia, ho visto. Sì, la banda musicale della polizia. Sono di bravissimi Stato. loro. Fantastici. Sono veramente bravi. Io ci ho suonato, ci ho cantato una volta con la banda musicale. Il brano è Una vita fa, dove loro suonano. Ah sì? Poi lo sentire, questo me lo firmi, scusate, mi faccio firmare l'autografo. No, me lo firmi nel frattempo. Sì. Scrivi a Rosario. A Rosarietto, scrivi a Rosarietto. A Rosarietto. Allora, grazie a Renato Zero. Noi chiamiamo Mike. Attenzione, maltempo. Prodi dichiara: piove, governo ladro, e a Roma c'è l'alluvione, non dico altro. Sì. L'ha detto Prodi, scusate. Allora, noi ci dobbiamo collegare tra un istante con nonno Mike. Mike, buongiorno, che tu conoscerai benissimo. Rimani ancora con noi. Vai, che noi ci siamo. Mancano ancora 5 minuti, ce la facciamo. Dai, che ce la facciamo. Vai. Bello sto disco di Renato Zero, la verità, bello, bravo, complimenti. Tanto squilla il telefono di casa Mike. Buongiorno, sentiamo. Che? Bastava uno. Avete ascoltatori, ho detto eccomi qua. Allora ho sentito che lì da voi c'è Renato Zero. Forza e coraggio. Me lo ricordo e mi ricordo. Te lo ricordi? E io? Non te lo ricordi? A chi? A me o a Renato? Non lo so, chiunque insomma mi risponda va bene uguale. Sì, mi ricordo gli diedi un consiglio che però lui non ha sfruttato. Quale consiglio? Qual era? Gli dissi: caro Renato, me lo ricordo ai tempi, se vuoi avere successo non ti puoi chiamare Zero e tu cambia numero, chiamati almeno Renato 3. Certo che come le buste. Infatti lui non mi ha dato retta. Rischia tutto. Conoscono in pochi. Ma come in pochi? Adesso non perdiamo tempo, dai, con queste frivolezze, facciamo le cose serie. Quali forza. sono? Mario Bianchi, è pronta la piccola bestia? Sono prontissimo, sto aspettando questo momento da 2 giorni. Che bella la telepromozione! Allora, senti, piccolo esame d'urina. Allora, l'unico motivo per cui tu sei qua è perché sei stato raccomandato da Confalonieri, va bene? Ma sappi che io me ne sbatto. Se osi pronunciare un'altra sola parola, io ti randello con l'asta del microfono. Forza, devi tacere e fare solo quello che ti dico io, cioè stai fermo e soprattutto muto. Scusi, signor Mike. Scusa, una cippa, taci verme. Non farmi perdere la pazienza. Mario Bianchi, parti con la sigla, forza. Sentiamo. Vostro marito torna a casa con delle macchie di rossetto sulla camicia? L'incontinenza del nonno vi costringe a lavare le lenzuola ogni giorno? Bella famiglia. I calzini di vostro marito ballano il tip tap da soli? Complimenti. Da oggi c'è Rova Wash, la nuova lavatrice Rovagnati. Ma che è sto rumore? Oh là, chi è questo parassita che ha azionato la lavatrice? Scusi, mi sono inavvertitamente appoggiato alla macchina e si è messo in moto. Ragazzino pirla, Allora, inavvertitamente potrebbe partirmi un gancio dritto sul tuo mento. Sono cose che capitano, sai. Allora, piccola vescica infetta, vieni qui, forza. Allora, stai fermo e non ti muovere. Riprendiamo con la telepromozione. Vai. Rova Wash, la nuova lavatrice Rovagnati, con i programmi unto, setoloso e fangoso per far ritornare la vostra biancheria linda e soffice come la pelle di un maialino da latte. Ancora. Che bello! Ancora. Allora ci siamo di nuovo, non c'è niente da fare, è più forte di lui, Forse o non ci sente o perché ha il cerume nelle orecchie, non lo so. Bisogna dargli una bella lavata. La lavatrice ce l'abbiamo. Mi aprite lo blog, per favore? Ma no, ma cosa vuoi fare? Ci infilo dentro questa piccola zecca infetta. Ma no. Forza, vieni qua dentro, vieni qua. Adesso vediamo. Mettetelo dentro.
Vediamo qual è il programma di lavaggio più adatto. Eccolo qua, lavaggio a 90 gradi, risciacquo, centrifugo e soprattutto strizzaggio. Ma povero bambino. Guarda un po' come gira la ruota, amici ascoltatori. Eccolo qua dentro. Grazie signor Mike, arrivederci, buonanotte. Sempre più cattivo con i bambini. Vabbè, invecchiando. Ci siamo! Titoli di coda. Beh, innanzitutto ringraziamo il nostro ospite Renato Zero. Grazie a voi. Grazie Renato. Fiore. Grazie, alla prossima. Ricordiamo il dono in vendita in tutti, ovunque. Dovunque c'è dono, Ovunque. c'è speranza. Autogrill, allora io direi Cremonesi, visto che oggi è il compleanno di tua mamma, fai gli auguri a tua mamma, no? E regalagli questo qua, il disco di Renato Zero. E in omaggio chi compra un CD di Renato Zero, in omaggio ci sarà il libro di Marco Baldini. Grazie, lo diamo. È una nuova Offerta speciale. offerta speciale. Sanno a chi darlo. Paghi tu, infatti, è quello. Esce oggi sta roba. Allora, auguri alla mamma di Enrico Cremonesi, che ha dato ai Natali a questa bella tacchinella che è Enrico. Pensate che ormai Enrico Cremonesi, lo diciamo sempre, Leonardo da Vinci si ispirò a lui per la Gioconda, guardate ora, sei identico. Grazie Enrico Cremonesi e la band, grazie Baldini. La band Carmelo Isgro, Antonello Corraduzza detto Compress, Massimo Pacciani, in regia Marchino Lolli e poi ancora la redazione Betta Farina e Alessandro Provenzano, i nostri autori Bozzi, Dirisio, Taddia, Cassini, Marco Lui alla telecamera. Siamo 90, siamo 9000 siamo. Ricordiamo che stasera alle 23 c'è la replica, Renato, se ti vuoi risentire poi. Sì, volentieri. Tranquillo, i nostri città. No, ti prego. I nostri tecnici. Eccola. Elisabetta Farina, Alessandro chi è? Fabrizio Paccione, scusa. E poi salutiamo la nostra Marina Mancini. Bene. Aspetta, abbiamo un minuto, guarda cosa ho trovato. Guarda cosa ho trovato, Renato. L'ho trovata proprio. L'ho trovata, guarda. Guardami Cremonese. Non la riconosci, Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi. Queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, uomo di una strada che è la stessa che tu fai. E mi trucco perché la vita mia non mi riconosca e vada via. Batte il cuore ed ogni giorno è un'esperienza in più. La mia vita è nella stessa direzione, tu. E mi vesto da re perché tu sia. Tu sei re di una notte di magia. Daria, na na na. Renato Zero. Viva Fiorello. Grazie Renato. Appuntamento domani mattina alle 7. Linea di spostati. Ciao, grazie. Non dimenticateli, Rosario.